Allarme cocaina a Chioggia. I dati pubblici forniti dal SERD, il Servizio di Contrasto alle Dipendenze della USTRE Serenissima, sono riportati oggi dal Gazzettino in edicole e mostrano plasticamente il cambio della guardia nel rischio tossico. Dei 182 pazienti in cura in città, il 41% assume cocaina e il 33% eroina. Le persone dedite alla polvere bianca aumentano anche per quanto concerne i nuovi accessi. 1 su 2 vuole uscire dall'uso di coca. Negli altri SERD veneti, invece, è ancora l'eroina a farla da padrone, specie a Mestre e a Marghera, dove si è diffusa la specie cosiddetta gialla, maggiormente letale. Il SERD, che combatte le dipendenze da stupefacenti, alcol e gioco d'azzardo, segnala che nel 2017 non sono entrati in cura nuovi eroinomani a Chioggia. Spesso chi si droga abusa anche di alcol. Preoccupa soprattutto l'età molto bassa di chi si rivolge al centro, con il 25% dei nuovi ingressi nella fascia tra 14 e 24 anni di età. L'86% dei pazienti del SERD è costituito da individui di sesso maschile. La bolla delle ultime 48 ore ha spazzato la concentrazione abnorme di polveri sottili nell'aria e anche il territorio comunale di Chioggia respira. Il bollettino odierno di ARPAV riporta infatti che i valori di PM10 sono rientrati al di sotto dei limiti di 50 microgrammi per metro cubo, il che significa il ripristino del livello base, quello verde, per quanto riguarda la circolazione automobilistica, che da domani torna alla normalità. Il livello 0, verde, sarà operativo in tutte le regioni almeno fino al termine del mese, giovedì 28, quando avverrà la prossima rilevazione. È trascorsa appena una settimana dal trasferimento della polizia locale nella nuova sede all'Isola Saloni, che già emergono i primi problemi logistici. Sabato infatti l'amministratore dei condomini di Eco House, dove sono ubicati anche gli uffici della polizia locale, ha chiesto a tutti gli inquilini di liberare i garage interrati dalle vetture, comprese appunto quelle di servizio, a causa della mancanza dei certificati di prevenzione incendi rilasciati dai vigili del fuoco. Una situazione imbarazzante che ha costretto gli agenti a spostare all'esterno i propri mezzi a 4 e 2 ruote in fretta e furia. Le carenze nello stabile erano già state sottolineate dal consigliere comunale Marco Dolfin durante un sopralluogo di commissione lo scorso 13 dicembre. In loco riscontrate anche infiltrazioni idriche, liquami da un pozzetto fognario straripato, assenza di corrimano su tutte le scale, mancata installazione dei sistemi di videosorveglianza che consentano al piantone di controllare quanto avviene negli altri uffici e nella cella di sicurezza. È convocata per domani pomeriggio, martedì 26 febbraio dalle ore 16, la seduta del Consiglio Comunale di Chioggia. Ben 21 gli argomenti in discussione. Grande attesa per l'ordine del giorno di maggioranza relativo allo spostamento del mercato ittico all'ingrosso all'Isola Saloni, che tanto ha fatto parlare la città in questi giorni anche per le spaccature nel Movimento 5 Stelle. Il vice sindaco e l'assessore alla pesca e ai mercati sono infatti contrari a questa risoluzione, che sarà valutata solo come 20° argomento, quindi si presume a sera, se non rinviata. Le altre istanze riguardano mozioni presentate dalle opposizioni in tema di OGD, Arena Duse, Porto, Eventi, Cursal, Punta Poli, ex Corderia dei Canevini e in relazione alla scoperta di un abuso edilizio nelle vasche per acquacoltura sorte lungo il canale Fossetta, nei pressi della strada Romea. Un sereno buon inizio settimana a tutti voi amici di Network Azzurra e Meteo Brollo. Dunque, dopo un weekend molto ventoso, fresco ma sensibilmente migliore dal punto di vista climatico, ecco che piano piano questa sferzata invernale che ha creato non pochi disagi al centro-sud Italia lentamente si va colmando e si sposta verso la Grecia, lasciando libero il campo a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione
diciamo sahariana, che ha intenzione di mettere ancora radici per un lungo periodo sul territorio europeo e naturalmente abbracciando anche buona parte dell'Italia, regalando nei prossimi giorni, oltre i cieli tersi, anche una ventilazione moderatamente primaverile che porterà le temperature ben oltre le medie del periodo. Quello che possiamo dire è che per buona parte, se non tutta la settimana entrante, il tempo si manterrà stabile e soleggiato senza alcun tipo di precipitazione. L'unica cosa che i modelli fisico-matematici riescono a mostrarci è che da metà settimana avremo un deciso abbassamento del flusso atlantico e quindi praticamente la pressione tenderà a diminuire, consentendo alle perturbazioni atlantiche di sfiorare a volte l'Italia e quindi magari creare qualche condizione diciamo un pochino più instabile, soprattutto sulle Alpi, ma non per le nostre zone. Quindi per il momento non ci sono ancora segnali forti che indichino l'arrivo delle piogge diffuse e abbondanti di cui naturalmente tutto il nostro territorio avrebbe veramente bisogno. Diciamo che la probabilità di pioggia superiore ai 5 mm la evidenziamo solamente nella giornata del 7 marzo, cioè naturalmente ben fra circa 12 giorni, quindi veramente una situazione abbastanza anomala e siccitosa. Comunque questo è quanto possiamo dirvi. Nell'attesa, godiamoci questa parentesi primaverile che ha tutte le intenzioni di sfondare da domani. Buona giornata a tutti.